io battevo sempre sui colori, perché l'uomo, se è colorato, sa fare qualcosa, se è senza colori non è più un uomo, diventa una bestia, diventa. L'ultima intervista è realizzata a Salvino Marsura per confezionare un omaggio a lui dedicato per i suoi 80 anni. Il maestro trevigiano ripreso tra le sue sculture nella villa Officina di Vaglio di Roncade, cui un airone nato dalle sue mani indica la strada proprio lungo la Treviso Mare. Una figura gentile, esile, indipendente, che Treviso ha potuto conoscere grazie al laboratorio di Piazza San Leonardo, in cui oltre alle sue opere Marsura ospitava anche quelle di artisti emergenti. Impossibile non riconoscere il suo tratto, sorprendersi di fronte alla naturalezza con cui sapeva trasformare e plasmare la vita quotidiana in forme e colori. Maestro del ferro, ma anche del colore, artista umile ma capace di dare vita ad esuberanti creazioni. Ironico e innovatore, Marsura aveva lavorato con Tony Benetton, da lui aveva imparato l'arte di lavorare i metalli. Il suo è un lungo percorso costellato di riconoscimenti personali, nazionali e internazionali. Scultore e artigiano, per Marsura le arti avevano pari dignità. I trevigiani lo ricorderanno ogni volta che attraverseranno Piazza Trentina, dove si trova l'opera d'arte chiamata Grattacieli dell'anno 7000. Nei titoli delle sue opere tutto l'estro di questo grande maestro trevigiano, che amava la materia tanto quanto il colore e sapeva far diventare l'uno l'anima per l'altra. È mancato all'età di 81 anni, maestro d'arte per 60 anni. Simone stava a parlare di colore e invece anche dopo. Perché? Perché il colore non è essere più bravi che altri. Il colore ti fa qualcosa di diverso.